Amici, buongiorno, bentornati allo Scrigno del Calcio. Guardate che cosa vi ho portato qua. Oggi vi parlo di Milan-Fiorentina, avendo tutte e due le maglie, avendo le maglie di tutte e due le squadre, non volevo far torto a nessuno, quindi me ne sono messa una neutra io e ho messo qui davanti queste bellissime maglie del Milan e della Fiorentina. Questa è la maglia della Fiorentina 98-99, questa è quella del Milan del 90-91, dopo ve la faccio vedere bene, uguale tra l'altro a quella dell'89-90, che è l'anno di cui andiamo a parlare, perché vi parlo di Milan-Fiorentina del 24 settembre del 1989, la sesta giornata. Ci siamo un po' più o meno come periodo, quando a San Siro si affrontarono le squadre allora allenate da Arrigo Sacchi e da Bruno Giorgi. Era stagione 89-90, il Milan è probabilmente la grande favorita del campionato 89-90, la Fiorentina è una buona squadra che potrà forse lottare per un posto in Coppa UEFA, non sarà così, ma farà comunque la sua figura in campionato. La Fiorentina ha un grande gioiello in squadra che è Roberto Baggio, che si inizia a vociferare già in quel periodo che lascerà i viola alla fine dell'anno. E tra l'altro il Milan sembra la squadra più interessata al numero 10 della Fiorentina, tant'è che nella presentazione stessa di Milan-Fiorentina si parla della possibile vista sul proprio futuro di Roberto Baggio. Si sa che Berlusconi in quel periodo, se fiutava la possibilità di acquistare i migliori giocatori, lo faceva, e Roberto Baggio tra l'altro non andò al Milan, pare per una sorta di patto tra Berlusconi ed Agnelli, e finì poi alla Juventus, ma questa è un'altra storia. Milan-Fiorentina finisce 1-1, il Milan va in vantaggio dopo 2 minuti con un Eurogol di Mauro Tassotti, una bordata dal limite dell'area, e la Fiorentina pareggia al 66esimo con il centrocampista Dell'Olio. Tra l'altro la partita sembra mettersi veramente benissimo per i rossoneri, che segnano dopo pochi minuti, ma che poi hanno la colpa di non chiudere la partita, anche se si ritrovavano in quella circostanza praticamente senza attaccanti, tant'è che Berlusconi aveva suggerito a Sacchi di giocare con Rijkaard centravanti, visto l'attacco troppo leggero. Il Milan paga un po' quello, un po' una sorta di superficialità nel non chiudere la partita. Insomma, arriva alla fine l'1-1 della Fiorentina. Il Milan arriverà secondo in classifica nel duello col Napoli, pieno di polemiche, lo scudetto vinto dal Napoli, ma si consolerà tra virgolette vincendo la Coppa dei Campioni alla fine dell'anno. La Fiorentina invece farà un po' più o meno la stessa cosa, anche se andrà peggio in campionato, arriverà 13esima con la semplice salvezza conquistata in campionato, ma arriverà fino alla finale di Coppa UEFA. Al contrario del Milan, non vincerà in Europa, ma perderà con la Juventus la doppia finale di Coppa UEFA. Tra l'altro Giorgi andrà via a poche giornate dalla fine, arriverà Graziani alla fine dell'anno, Ciccio Graziani. Io adesso vi faccio vedere come al solito le pagine dell'album delle due squadre, e poi vi dico una cosa abbastanza incredibile su uno dei gol di questa partita. Intanto questo è il Milan 89-90, squadrone veramente, campione d'Europa in carica e futuro campione d'Europa. Eccolo, e vi faccio vedere ovviamente pure la Fiorentina, che è questa, l'ultima Fiorentina di Roberto Baggio. Eccola. Eccola qua. Allora, chiudo dicendovi una cosa: andatevi a vedere il servizio, lo trovate in rete, di questa partita, di questo Milan-Fiorentina, e guardate il gol di Dell'Olio, che è una sorta di rimpallo. Praticamente lui si ritrova il pallone dentro l'area di rigore, Baresi cerca di rinvia addosso alla gamba di Dell'Olio e il pallone finisce sotto la traversa. 10 anni dopo, nella stagione 99-2000, sempre Milan-Fiorentina, sempre finita 1-1, Fiorentina in vantaggio con Di Livio, pareggio del Milan con Leonardo, andatevi a vedere anche quello, marzo-aprile del 2000,
il gol di Leonardo è uguale al gol di Dell'Olio. Il difensore della Fiorentina rinvia, Leonardo mette il piede, mette lo stinco e il pallone va a finire sotto la traversa. Voi pensate le coincidenze incredibili che il calcio riesce a dare, non solo la stessa partita finisce con lo stesso punteggio a distanza di anni, che è una cosa che può capitare, addirittura nella stessa partita le due squadre a distanza di anni fanno un gol uguale, ovviamente in maniera casuale, ma è veramente qualcosa che rivedendo il gol di Dell'Olio mi è venuto immediatamente in mente il gol di Leonardo nella stessa, tra l'altro anche nella stessa porta, anche se lo stadio era un po' cambiato. E questa è Milan-Fiorentina, la partita di questa settimana. Vedremo come andrà a finire a San Siro nel posticipo della domenica. Queste sono le maglie, guardate, ve la faccio vedere la maglia che avevo io del Milan 90-91 quando avevo 7 anni, 8 anni più o meno, ovviamente non mi starebbe più oggi, eccola qui, e nell'89-90 la maglia era praticamente la stessa, quando non c'era la mania di cambiare ogni anno le maglie. Questa è la partita della settimana, torno la settimana prossima, ciao!